Sembrano i rumori della spiaggia d'estate. È vero. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sul Monte Verena. Partiamo dal rifugio Campolongo per arrivare fino al Forte Campolongo, una passeggiata di circa 45 minuti. Ci sono vari modi per arrivarci. Oggi noi abbiamo deciso di prendere la stradina che passa per la caverna dello Chazon, che è una caverna molto profonda, circa 96 metri, che poi si conclude a pozzo. Sì. Ed è solo 5 minuti dal rifugio, quindi adesso noi andiamo. Mi sa che devo mettere i ramponi. Perché non ho voglia di metterli. Oh, guarda, siamo arrivati, Andri. Guarda che faccio la strada suggestiva e surreale. Accidenti, qua è una lastra, devo tenermi. Aspetta, Sì, io non mi muovo. Oh madonna. Porco cavolo. Ma raga, è grandissimo. Andiamo a vederla da là sotto, dai. Dicono appunto che nel fondo ci sia ghiaccio per tutto l'anno. Vabbè, se è 96 metri. Sì. Quella è la Susanna, la vedete? E guardate qua la bocca quanto è grande. Adesso cerco di tirar su la luce. Che si scivola. Che è tutto ghiaccio. Andy, ti rendi conto? Siamo venuti un sacco di volte qui al Forte Campolongo, non siamo mai passati di qua. Ok, adesso ho capito, il primo salto è a 46 metri, poi 73 di qua, quindi non si vede da là. E poi arriva fino a 96, però quella parte che si vede, occhio nudo, è questa. Poi va giù così, più morbida. Molto bella, poi mi piace molto il contesto, Andy. Impressionante, il contesto è bellissimo. È una meraviglia. Tra ste rocce. E lei è impressionante perché insomma è un bel salto, Madonna, anche vista così, vedi questa bocca nera che si apre. Già. Bello, andiamo? Andiamo al forte? Adesso si sale. Andiamo a Narnia. Mettiamo le catene. Vai, molto meglio. Tutto un altro andare. Sono fondamentali. Andiamo per lì. Che luce, Susa! Bellissima. Ok, usciti dal bosco, dobbiamo andare a destra. Qua ci si collega alla strada principale, pochi metri, e siamo arrivati al forte. Questo che andiamo a vedere, ormai siamo arrivati, che vi ricordo è Forte Campolongo, è il mio forte preferito. A livello estetico secondo me è il più bello. Ha questo accesso incredibile con la galleria, poi è ben restaurato e al suo interno ci sono molti tunnel e gallerie lunghe. Infatti molto spesso l'abbiamo utilizzato per girare dei video, proprio come set. E queste sono alcune delle immagini che abbiamo girato lì dentro. E dato che tra un attimo siamo proprio dentro quelle gallerie là belle buie, è l'occasione giusta per provare la potenza di Olight, che è il partner del video di oggi.
Olight ci ha inviato queste due torce, questa è molto potente ragazzi, l'ho già provata, è bellissima, poi ve la faccio vedere bene, sia un po' di scene dell'unboxing e anche come l'ho fissata la macchina grazie a dei supporti che vengono forniti nel kit. E per me Olight ha pensato a una torcia super femminile, infatti è grande come un rossetto, piccolissima e leggera, la metto ovunque, anche in tasca. Tra l'altro ha due potenze, la prima, clicco 2 volte, ho la seconda potenza e poi ho lo strobo. E quindi anche lei, pur essendo piccolina così, ha tutto come quella più grande. Ha una batteria davvero molto potente, l'ho utilizzata per una settimana, non si è mai scaricata, infatti è anche bella pesante. Si accende tenendola premuta, il tasto centrale, e poi con i click ha le varie potenze. Vedete che roba? Oppure la potenza si può regolare attraverso la rotellina del dimmer, molto comoda. E poi c'ha la funzione strobo, 3 click veloci e fa la funzione strobo, che può essere molto utile se passeggiamo su una strada buia trafficata per renderci riconoscibile o anche come segnale d'emergenza al limite. E il suo supporto, che ha un comodo aggancio per la cintura, funziona anche da base di ricarica, infatti qua si vede la presa USB, quindi può essere collegata sia in macchina che in casa, perché questa ce l'abbiamo sempre dietro. Molto comoda. Infatti raga, se vi ricordate nel vlog passato vi ho detto le 3 cose da portarsi sempre in montagna, quelle che un escursionista deve sempre avere, che sono un accendino, un coltellino e il binocolo, ma ovviamente la cosa più importante è la torcia, che può sempre far comodo nel caso facciate tardi, nel caso vi ritrovate in un percorso con una galleria. La torcia è veramente una delle cose più indispensabili, e allora grazie a Olight che ci ha fornito queste 2 splendide torce. Adesso amici, visto che da un po' che abbiamo iniziato con queste pratiche di sponsor e partner, volevo un attimo spiegarvi come funziona per noi la distinzione tra le 2 categorie. I partner sono quelli che praticamente ci inviano dei prodotti e noi li testiamo quando vogliamo. Infatti le Olight è da tanto che ce le abbiamo con noi, abbiamo avuto modo di provarle molto spesso e ci sono tornate utili tantissime volte. Gli sponsor invece sono quelli che contribuiscono economicamente anche alla realizzazione del video, quindi ci danno un po' di soldini, ci aiutano a coprire se non altro le spese. Il canale è piccolo, per cui ancora i budget sono quelli di un canale piccolo. Però siamo molto contenti. Sì, è molto bello, e poi con gli sponsor abbiamo, diciamo, un rapporto un pochino più diretto, nel senso che ci dicono prima il prodotto, studiamo per il fatto che sia effettivamente inerente al nostro argomento e a quello che trattiamo. Siamo arrivati! Hai visto? Da quanto tempo? È da tanto tempo ed è sempre suggestivo qua, perché l'entrata è incredibile, è praticamente una grotta scavata sulla montagna ed è l'unico forte così sulla montagna qui. Sempre stupenda la vista, poi con quella nebbiolina che c'è adesso. Anche qua è perfetto per binocolare, Susa. Sì, eh? Lì c'è la piazzola del Forte Corbina, voglio vedere se col 200 riesco ad ottenere più o meno lo stesso effetto. Allora, vediamo un po'. È questa piazzola che ho individuato qua. Sarebbe questo spiazzetto qui. No, è più forte il cannocchiale. Il paesaggio, come vedete amici, è incredibile. Domina la Val d'Astico, ma questa è la posizione migliore secondo me, perché è un pochino spostata verso il centro. Poi qua si vede la terrazza di Rozzo e poi si vede tutta la Val d'Astico sotto, quindi siamo proprio in mezzo a questo punto di vista bellissimo. Qui siamo a circa 1720 metri, no? Questo forte faceva parte dello sbarramento difensivo Agnoassa insieme a Forte Corbina e Forte Verena. E è stupendo uscire da lì, girare dietro questa roccia e trovarsi la facciata del forte qua davanti, nascosto e incastonato proprio nella roccia. Come vedete è stato tutto restaurato di recente, è ancora ben conservato e l'ingresso è gratuito. Qua potete venire ed entrare. Ah, poi dove ho girato la scena con Nicola. Con Nicola? Sì, qua ho girato la scena con Nicola e adesso vediamo un po' con la luce come viene. Proviamo la bestia. Porca vacca! Che forza! Hai visto che roba? Impressionante. Madonna, cioè, ragazzi, devo accendere la mia, ma... è questo attrezzo qua che ha illuminato tutto, non so se vi rendete conto, ma anche troppo.
cioè posso abbassare il dimmer. Guardate che roba. Hai acceso anche la tua? Sì, No, comunque avete visto che potenza sta roba? Lo faccio rivedere, guarda, prova a spegnerla. Aspetta che spengo anche la mia. Se no. Guarda. Così alla luce a 2500 ISO e un sessantesimo, che già la camera dovrebbe essere bella luminosa. È potentissima! Devo girarla in alto per non accecare. Ragazzi, Illumina il giorno. illumina il giorno questa luce. La devo girare in su, altrimenti brucia l'immagine. Così andiamo nella parte delle caserme dove non siamo mai stati. Attenta che c'è un po' di ghiaccio. Si scivola. Alla massima potenza la tengo girata in alto perché riflette e illumina benissimo. Basta! Mamma mia, guarda che bella. Questa era la zona delle caserme e deposito, per cui era un pochino più protetta. Era su un versante coperto naturalmente da tutto il resto della montagna. Bellino, vedi? Con queste vai dappertutto, Andre. Adesso facciamo tutte le grotte dell'altopiano. Sì. Con Light andiamo ovunque, vai. Puoi fare le Adesso mi 52 gaso. gallerie tranquillamente. Vai, vai. Vai, vai. Io sono quella cisba, no? Che non vede niente, quindi... Dai, cammina. Guarda che c'è, guarda, andiamo. Si vede tutta la dust. Eccoci arrivati nella parte media. E qua è la zona cupola. Vi ricordate come abbiamo visto di recente al Forte Lisser, no? Praticamente è simile. Molto simile al Forte Lisser. Come sempre ragazzi vi consigliamo di venire a vedere i forti con le guide perché potranno raccontarvi tanti dettagli e anche tanti aneddoti sulla guerra. Tutto ghiaccio, Andri. Da qua vediamo benissimo il Verena, eccolo là. Qua siamo sulla sommità, queste sono le 4 cupole, qui c'erano 4 cannoni da 149 mm, poi il forte era equipaggiato anche da 4 postazioni mitragliatrici e da 4 cannoni un po' più vecchi in bronzo da 75 mm. E nonostante fosse considerata una struttura moderna, avanzata per l'epoca, in realtà era stato costruito già vecchio. In realtà la loro costruzione non fu fatta proprio apposta per la prima guerra mondiale, iniziarono a essere costruiti un po' prima perché gli austro-ungarici cominciarono a rinforzare la linea del Vezena già 7 anni prima dell'attentato di Sarajevo, quindi c'erano già un po' dei malumori, per questo poi dopo la concezione di queste strutture qua era già vecchia, la concezione era vecchia, infatti gli austro-ungarici ci misero poco a distruggerli tutti questi forti, la nostra avventura durò pochissimo, spararono con dei calibri molto più grossi da 305 mm e la struttura non era proprio in grado di reggere. I nostri strateghi di guerra non pensavano che fosse possibile portare artiglieria troppo più grande dei pezzi da 149 o 280 su in alta montagna, quindi ritenevano che fosse sufficiente un equipaggiamento del genere. In realtà gli austro-ungarici commissionarono alla Skoda pezzi da 305 mm e anche dei trattori per portarli proprio, per cui poi dopo quando iniziarono a sparare non ci fu gara. Poche settimane e furono gravemente danneggiati. Dopo un anno circa, gli italiani abbandonarono questi forti che furono occupati dagli austro-ungarici che li tennero per tutto il resto della guerra. Si è fatto tardi. E dove si va? A mangiare. Dove si va? A mangiare! Andiamo a Campolongo? Vai, direi che è andata. Ecco ragazzi il tortino di zucca, guarda che bello su. Bellissimo! Mangia, mangia. Buon appetito, Susa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, fateci sentire sempre che ci siete con qualche messaggino. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! All'interno della confezione della Olight troviamo anche questo pratico accessorio qua. Eccolo lì.
con adesivo 3M sul posteriore. Questo lo attacchiamo in macchina dove vogliamo. Io pensavo di attaccarlo vicino al lato guida, così una volta che ho parcheggiato sono subito pronto a prendere la torcia e andarmene. In realtà poi mi sono ricordato che questa macchina qua è molto buia dietro, quindi ho sempre problemi di luce quando vado a caricare e a scaricare le cose, specialmente d'inverno quando sono dentro un garage. Allora, dato che avete visto quanto è potente la Olight, mi è venuto in mente di applicarmi questo proprio qua sul retro. Tanto io apro sempre dietro per caricare e scaricare le cose. Così, senza toglierla, basta che l'accendo e mi fa da luce aggiuntiva per l'abitacolo, perché comunque la macchina è anche tutta bianca dietro, per cui rifletterà benissimo. Grande soluzione. E poi, se voglio, la prendo e la tiro via. Perfetto ragazzi, ottima soluzione. Poi adesso posso anche semplicemente prendere la corrente del 12 volts da qua e fare un attacco per ricaricarla semplicemente in questa distanza. Però adesso la porto in garage e la testo al buio, voglio vederla. Questa è la luce di prima, guardate che fiaccolina che ho da cimitero, raga. Bam, perfetto. Grande, grandissimo. È un po' scarica, ma direi che ho risolto un casino di robe qua.